Negli ultimi giorni si assiste anche in Calabria ad un costante incremento dei casi di coronavirus. Ci sono zone in cui il contagio corre. Nella Sibaritide, ad esempio, si contano oltre 621 casi, quasi 380 complessivamente nella sola città di Corigliano Rossano. Apprensione a Campana, nel Cosentino, dove l'aumento repentino dei casi negli ultimi giorni ha spinto il sindaco a richiedere la zona rossa. A Catanzaro, massima attenzione sul focolaio di via Isonzo tra la comunità rom, circa 30 positivi accertati, oltre 200 le ordinanze di quarantena disposte, ma si è in attesa dell'esito degli altri tamponi effettuati su numerose persone di etnia rom. Un focolaio che ha allarmato anche la Curia, che ha deciso, considerato il rischio, di chiudere fino al 15 marzo a scopo precauzionale la parrocchia di Santa Maria della Speranza. Nel Vibonese a San Nicola da Crissa 17 persone sono risultate positive all'antigenico. Il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole e ha avviato uno screening su tutta la popolazione. Per la Fondazione Gimbe siamo già nella terza fase. Secondo l'ultimo monitoraggio della Fondazione, nella settimana dal 24 al 2 marzo risultano in peggioramento gli indicatori relativi ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e alle variazioni percentuali dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Si registra inoltre una variazione dei nuovi casi maggiore del 20% rispetto alla settimana precedente nelle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. E quindi ben trovati, una settimana dopo torniamo, questa è la copertina che ovviamente ci ha preparato il nostro regista che è Luca Chito, il settimanale di Teleeuropa Network. Cerchiamo di riassumere in un blocco di mezz'ora quelle che sono state le principali notizie trattate dalla nostra redazione giornalistica, ma come al solito in apertura facciamo un giro per capire cosa succede in Italia e anche di conseguenza e come riflesso nella nostra regione. Beh, in Italia c'è agli onori delle cronache il viaggio del Papa importante a Baghdad, e quindi tutto quello che poi ne può conseguire, ma simbolicamente non solo, anche da un punto di vista politico, è un viaggio che poi spero si possa verificare come un viaggio importante, si possa confermare come un viaggio importante. E poi la politica con i silenzi di Draghi, le decisioni che si stanno prendendo, ma soprattutto quello che poi è balzato agli onori delle cronache con la dimissione di Zingaretti, annunciato, pensate, poi paradossalmente nel partito che storicamente era quello dei confronti, era quello del confronto con le basi che non esistono più, arriva una dimissione che dice tante cose, un partito che doveva per storia stare vicino ai lavoratori, occuparsi delle categorie più fragili del Paese, che in questo momento ovviamente arranca dal punto di vista del lavoro, ma anche della protezione dei deboli, ma che non riesce a trovare una quadra all'interno. E questa è una situazione che la dice tutta sullo stato di salute di quelle che sono le forze configurabili al centro-sinistra nella nostra nazione. E poi, d'altro canto, c'è anche quello che succede in Calabria. Succede in Calabria che abbiamo ancora diritti, la Carta Costituzionale per noi calabresi vale ancora, perché, udite udite, l'election day verrà spostato, i calabresi si ritrovano, dopo la scomparsa prematura di Iole Santelli, dell'onorevole Santelli, che era guida della regione, ci ritroviamo con un consiglio regionale, che è l'organo legislativo della regione Calabria, che di fatto non esercita funzioni, con un presidente facente funzioni, che dovrà restare in carica probabilmente fino alla metà tra settembre e la prima quindicina di ottobre. Questo non è giusto, non è democrazia per i calabresi e ci auguriamo che possano essere decisi dei ravvedimenti, ma perché soprattutto in un posto grande, molto ma molto più grande dell'Italia come l'America, il problema sull'esercizio del voto e quindi della democrazia vera si è esercitata la possibilità dei cittadini di andare a votare. Ma tornando ai problemi che ci affliggono, che sono tanti, in Calabria ovviamente si parla ancora di Covid, così come nella nostra nazione ma anche nelle parti del mondo, relativamente alla terza ondata, e noi continuiamo ad essere impreparati. E a proposito partiamo con i primi due servizi che sono relativi alle vaccinazioni. Sul fronte ai vaccini, la Calabria resta in coda e in alcuni centri non è stata ancora avviata la vaccinazione degli over 80. La provincia più virtuosa è quella di Cosenza. Il ciclo di vaccini procede a rilento a Catanzaro e a Reggio.
Le dosi di vaccino Pfizer in provincia di Cosenza sono terminate e la campagna vaccinale rischia di arenarsi proprio ora che si era raggiunto un buon ritmo. Dal 4 gennaio scorso ad oggi, l'ASP di Cosenza ha somministrato 47.400 dosi di vaccino Pfizer e 4.740 di Moderna. Al momento nei frigoriferi dell'ASP ci sono solo le dosi da inoculare nella giornata di oggi. Come da protocollo, la Task Force riceve dalla regione Calabria 5 cosiddetti pizza box di vaccini Pfizer da 195 fiale l'uno, ogni martedì. Non si registrano invece intoppi per le vaccinazioni in corso ai componenti delle forze dell'ordine che sono effettuate con il vaccino AstraZeneca. Le scorte in questo caso ammontano a 10.000 dosi. Problemi di disponibilità che dovrà affrontare anche l'ASP di Crotone, dove solo oggi è partita la campagna di vaccinazione per gli over 80. Il commissario Sperlì ha evidenziato che gli anziani da vaccinare nel distretto sono 10.471. Le dosi disponibili al momento sono 8.300, ma il 30% di queste deve essere riservato per la seconda dose. Procedendo ad un buon ritmo, anche nel crotonese ci sarà presto carenza di antidoti. Ora, questo è certamente un problema riconducibile alla von der Leyen, che ha gestito per l'Unione Europea quella che è stata la campagna di vaccinazione, o quindi scegliendo per i paesi appartenenti all'UE i vaccini da somministrare. Questo è un problema perché probabilmente nel rapporto con i produttori del vaccino stessi ci sarà stato qualche intoppo, ecco, chiamiamolo così. Ora il problema è che bisogna uscirne. Se da una parte però mancano i vaccini, è diversa che in Calabria la vaccinazione ha diverse velocità. Fondamentalmente manca il personale in grado di somministrare, ma dall'altra c'è anche la disponibilità che è stata siglata con un accordo il 19 febbraio scorso da parte dei medici di base. Ma in tutto questo che succede? Sentiamo. Prosegue la fase 2 della campagna vaccinale con ritmi diversi da zona a zona. La domanda ricorrente di sindaci e cittadini è: perché queste differenze tra area e area? La risposta è da ricercarsi nell'impossibilità di estendere la vaccinazione all'intero territorio contemporaneamente. Se anche ci fossero le dosi disponibili, non ci sarebbe il personale sufficiente per farlo. Bloccate le assunzioni di medici e infermieri che avrebbero dovuto entrare in servizio in questi giorni, e chi già presta servizio nelle USCA non vede un euro dal mese di novembre. Di fatto, la guerra al virus in Calabria la combatte un esercito con pochi uomini e armi spuntate. Aumentare le quantità di vaccini che si fanno in Calabria, questo è l'obiettivo per combattere il virus anche alle nostre latitudini. Nel calderone delle polemiche ci sono anche i medici di base. Noi siamo disponibili e stiamo solamente aspettando di essere chiamati a vaccinare nel nostro turno. Abbiamo firmato il giorno 19 un accordo nel quale abbiamo dichiarato che siamo disponibili a vaccinare. Chiaramente lei capisce bene che questo vaccino può essere fatto solo nei centri vaccinali, perché ha delle caratteristiche peculiari che non consentono né il trasporto agevole né la manutenzione del vaccino all'interno di frigoriferi, diciamo tra 2 e 8 gradi per molto tempo. Quando avremo il vaccino Johnson presumibilmente potremo farlo anche nei nostri ambulatori. In questo momento abbiamo bisogno di farlo nei centri vaccinali. Allora, i centri vaccinali chi li deve predisporre? I medici di famiglia? Per favore, centri vaccinali deve predisporre il distretto, gli uffici di igiene, l'azienda sanitaria, che dal 19 ne hanno predisposti veramente una misura esigua. Dobbiamo fare i medici, poi chi organizza il servizio è l'azienda. Noi non possiamo sostituirci all'azienda nell'organizzazione del servizio. Io sto aspettando ancora oggi, dopo 2 mail inviate al distretto, di sapere quale giorno devo andare a vaccinare. Ma l'aspetto organizzativo non dipende dai medici di famiglia, dipende dalle aziende. La Calabria prova ad accelerare sui vaccini, anche se al momento c'è un'organizzazione disomogenea sul territorio regionale. Alcuni comuni hanno già completato la campagna vaccinale per gli over 80, mentre altri ancora non hanno iniziato. Ma ecco l'annuncio del commissario Longo a margine della riunione dell'unità di crisi alla regione. Cercheremo di aumentare i punti vaccinali, che già sono il numero di 78, ma pensiamo di aumentarlo a 100 e più di 100. Stiamo lavorando con la protezione civile, stiamo incrementando il numero delle vaccinazioni gradualmente,
stiamo andando a regime. Assieme agli over 80 abbiamo previsto col Presidente le categorie fragili. Le categorie fragili sia ricoverati che non ricoverati. Passeremo poi ai lavori ritenuti indispensabili per la comunità e che prevedono un diuturno contatto con la popolazione, per cui è ovvio che questa gente va vaccinata, e poi procederemo con gli insegnanti. La sensazione, almeno la mia, non so la vostra, è che si procede a tentoni. Perché se Rosalbino Cerra, in rappresentanza dei medici di base, ha fatto delle dichiarazioni, poi il faremo, aumenteremo, cercheremo, è impossibile in un momento in cui certamente la terza ondata sta arrivando, ancora noi faremo, stiamo provvedendo, provvederemo. Questa è la verità. I numeri, le percentuali dicono che siamo ridicoli e che questa è una cosa che va assolutamente cambiata. La iattura di questa terra è che da 12 anni sta commissariata e che probabilmente non servono granché i prefetti a gestire la sanità in Calabria, ma che dovrebbero essere quantomeno coadiuvati da chi la materia la mastica sul campo, quindi che tutti i giorni ha a che fare proprio con i problemi inerenti alla sanità e a ciò che manca, perché lo abbiamo detto. Abbiamo detto questo, ma per parlare di come invece in maniera virtuosa si possono risolvere i problemi, va bene, sono piccoli centri, ma c'è l'impegno da parte dei primi cittadini. E allora giriamo e guardiamo l'altra faccia della medaglia, dove le cose invece procedono con un ritmo completamente diverso. A Castrolibero è partita la campagna vaccinale per gli over 80. Nella palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore Valentini Majorana questa mattina in tanti hanno ricevuto la prima dose e per fortuna non si sono registrate criticità. È andato bene, veloce. È andato bene, benissimo. Non mi ha fatto niente, proprio male, niente. Lui scherzava, dice sei pronto, sei pronto, sei pronto, e poi dice no, l'ho già fatto. Non ho sentito niente. Il vaccino è importantissimo e per me un anno di clausura è una cosa veramente, è stata una cosa. L'organizzazione è stata impeccabile grazie anche alle sinergie con il territorio, soddisfatto anche il primo cittadino. Contiamo di ultimare con la somministrazione dei vaccini proprio per questa fascia d'età entro lunedì sera, martedì al massimo, poi si procederà con le altre fasce. Siamo contentissimi, felici di questa giornata. In alcuni comuni abbiamo quasi già finito, continueremo con alcuni comuni in cui il numero degli ottantenni e degli ultraottantenni è maggiore, per cui c'è la necessità di fare delle ulteriori sedute. C'è una task force a livello dell'azienda provinciale, il nostro commissario, il commissario dottorella Regina, vuole che ci sia un meccanismo uniforme e omogeneo da seguire su tutto il territorio, stabiliremo il proseguimento. Abbiamo già un deposito per quanto riguarda l'AstraZeneca che interesserà le persone fino a 65 anni di età, dovremo soltanto vedere quando iniziare, sempre su indicazione della task force provinciale, e iniziare sia con le forze dell'ordine, con gli insegnanti, cioè con tutti coloro che hanno diritto a quel tipo di vaccino. C'è una volontà da parte di tutti di dare delle risposte ai cittadini. Speriamo che questo spirito continui nel tempo perché riusciremo a risolvere tutta una serie di problemi, non soltanto sanitari, per il nostro territorio. Tutti gli over 80 di Civita che si erano detti disponibili sono stati vaccinati. La location è scelta, il poliambulatorio. C'è un entusiasmo davvero inaspettato da parte della popolazione ultra ottantenne e c'è proprio questa voglia di normalità, di ritornare alla normalità e quindi di ritornare alla vita quotidiana. C'è stata una grossa sinergia fra, posso dirlo con soddisfazione, le buone pratiche quando si fanno bene e questo è un vantaggio, un vanto per le piccole comunità. 126 vaccinazioni a Civita che verranno tutte quante completate, addirittura dobbiamo dire dei no a delle persone perché probabilmente è alta il senso di responsabilità di volersi vaccinare, quindi questo è un invito all'ASP di dire, soprattutto nelle piccole comunità, tranquillamente in 5-6 giorni noi saremmo stati capaci di vaccinare anche le altre persone. Quindi accelerare,
stabilire un rapporto con quelli che poi sono stati i modelli virtuosi e seguire ovviamente la stessa traccia, perché si può fare, quando si vuole si può fare. Ovviamente tendiamo anche a sottolineare che c'è stata anche l'Università della Calabria che si è offerta proprio perché si può dare una grande sterzata, soprattutto per quello che riguarda i numeri, procedendo con velocità, celerità e soprattutto facendo aumentare, progredire quella che è la posizione che la nostra regione vergognosamente occupa dal punto di vista della somministrazione. Tanto più che c'è un problema importante, quello che sta succedendo nelle scuole, perché scoppiano dei focolai e continuano, mentre vi stiamo parlando, a venire fuori casi di positività. Ma vediamo cosa succede nelle scuole. Le scelte sulla scuola sono le più difficili da fare e non vedranno mai tutti d'accordo, ma non si possono ignorare i dati che emergono dall'esame del contagio in Calabria. Numeri inconfutabili come quelli trasmessi dall'ASP di Cosenza al Dipartimento di Prevenzione, che fotografano una situazione di pericolo nelle classi cosentine. C'è un netto aumento di positività dal 22 febbraio in poi, scrive la dirigente dell'ASP, rispetto alle settimane precedenti. È necessario valutare i dati relativi alle singole scuole per un'eventuale chiusura dei plessi dove si registra il maggior numero di casi. Tra gli istituti comprensivi interessati, quello di Carolei di Pignano, con 6 casi nei plessi di Laurignano e di Pignano, il Don Milani Matera di Cosenza, con 7 casi nei plessi di via Saverio Albo, via Aldo Moro e la Città dei Ragazzi, l'istituto comprensivo di via Negroni, che presenta 6 positività presso la scuola media, e quello di Spezzano Sila Celico, nei plessi di Camigliatello e Lagarò, con 7 casi accertati. 2 i casi nel plesso Dione Salvi dell'Istituto Gullo, mentre è stato rilevato un caso a via Milelli, che fa parte dell'Istituto Zumbini, nel liceo Scorza, nel Mancini e nell'Ipsia Marconi. L'ASP sottolinea le difficoltà a sottoporre a tampone tutte le scolaresche interessate e il pericolo che il numero di casi aumenti nel prossimo periodo. In molti di questi istituti sono state già intraprese misure di contenimento per singole classi o plessi. L'ASP ritiene opportuna una valutazione più ampia. L'aumento esponenziale dei contagi di studenti è testimoniato dai grafici pubblicati dall'ASP. Aumentano i positivi nella fascia di età da 0 a 18 anni. Nell'ultimo mese spiccano le situazioni di Corigliano Rossano con 82 casi, Cosenza con 42 e Rende con 12. Preoccupa il contagio nelle scuole della provincia di Cosenza, intere classi in quarantena fiduciaria in attesa del tampone molecolare e istituti costretti ad effettuare le sanificazioni previste. Noi abbiamo fatto un giro per capire qual è lo stato dell'arte. All'istituto comprensivo Rende 4 Miglia ci dicono i collaboratori che una sola classe è al momento in quarantena. Che è una classe in quarantena? Alla Stancati di Commenda è la dirigente a spiegarci la situazione. Ci sono 2 classi sospese, in una c'è una bambina positiva dovuta a un contatto di famiglia, nell'altra invece ci sono la classe in isolamento domiciliare cautelare perché c'è un contatto di un contatto, quindi gravi casi non ce ne sono. La situazione è abbastanza tranquilla, diciamo che nelle scuole la situazione si gestisce e purtroppo il contagio viene dall'esterno, non nell'interno della scuola, questo sì. A Cosenza invece i più preoccupati sono i genitori. Siamo andati a via Negroni, abbiamo trovato alcune mamme davanti ai cancelli d'ingresso che sentite cosa ci hanno detto. Siamo mamme preoccupate proprio perché questo virus dilaga di più tra i ragazzini e gli scolari, perché questa è la più grande preoccupazione. Non possono dire che dilaga perché sono i genitori a contagiare i figli e poi i figli contagiano a scuola, perché io la scuola non la vedo un luogo sicuro. 4 le classi in quarantena presso l'istituto comprensivo Cosenza Terzo di via Negroni. Una di queste ha effettuato anche i tamponi molecolari presso l'USCA e si è in attesa degli esiti. L'appello la dirigente lo rivolge alle famiglie e dice: restiamo uniti. Abbiamo delle paure profonde, però noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo reggere. Siamo allarmati, ma quell'allarmismo che deve essere, autocontrollato. Siamo andati anche alla scuola di via De Rada, cancelli chiusi, e nonostante abbiamo provato più volte a suonare il campanello, nessuno ha risposto. Sul sito della scuola l'avviso di chiusura fino al 10 marzo per effettuare gli screening per alcune classi per sospetti casi Covid di variante inglese. A Castrolibero invece è stato il primo cittadino, dopo alcuni casi sospetti, a sospendere le lezioni in presenza fino a data da destinarsi.
Contract tracing tra gli studenti delle scuole medie di Pignano, sospesa la didattica in presenza, Cariati il sindaco Filomena Greco lancia l'allarme, numero crescente di positivi, preoccupa la scuola sul territorio, chiusura a macchia di leopardo e stamattina riunione della task force dell'ASPA. Intanto domani il nuovo vertice dell'unità di crisi in regione e c'è attesa per la decisione del presidente facente funzione Nino Spirlì. Le scuole si fermano per 2 settimane. Durante queste 2 settimane inizieremo la vaccinazione del personale scolastico. Scuole chiuse, chiaramente, tutti in DAD, nessuno entrerà nella scuola, fatto salvo i casi di comprovata disabilità, ma di forte disabilità. Tutto il resto dei giovani studierà da casa in collegamento a distanza. 15 giorni di stop preventivo delle scuole, quanto emerso oggi nella riunione dell'unità di crisi regionale in base alla curva dei contagi e delle pericolosità. Dobbiamo contrastare da subito, perché noi non possiamo arrivare al punto di essere prima invasi e poi dover decidere quando diventeremo zona rossa. Sulla polemica di apertura e chiusura degli istituti scolastici, sentite cosa dice Spirlì, vista la discrezionalità ai governatori da parte del governo centrale. Il DPCM lascia anche ai presidenti di regione la facoltà di stabilire territorio per territorio quale potrebbe essere la migliore forma di contrasto. E siccome noi non abbiamo una sanità, noi non partiamo con una sanità sana, tra virgolette, partiamo con una sanità azzoppata, e il presidente della regione si assume la responsabilità di quello che fa. E quindi questo è ciò che ha detto il facente funzioni, anche se poi a margine della stessa intervista uno scivolone c'è stato, perché non si può parlare certamente di scuola medievale riferita alla scuola con i banchi o tra i banchi, perché sappiamo bene che la scuola, quella che funziona, quella vera, ha bisogno ovviamente di socializzazione, di contatto tra gli esseri umani, e certamente c'è da valutare che i comportamenti non sono da guardare soltanto dentro gli istituti, dove ovviamente ci sono delle misure precauzionali, ma ciò che avviene fuori dalle mura degli istituti scolastici. Lo hanno ribadito anche a più riprese anche i dirigenti scolastici di diverse scuole. Questa è quanto, per cui noi certamente siamo d'accordo sulla chiusura di questi 15 giorni e capiremo quello che succederà, però bisognerà auspicare quanto prima di aumentare i vaccini per poi ritrovarci a poter tornare liberamente a scuola. Siamo alla fine di questo numero di Seven, c'è un cold case che dura da tantissimi anni in Calabria, che riguarda un omicidio eccellente, quello di un calciatore del Cosenza, omicidio Bergamini. La Procura di Castrovillari ha chiuso le indagini sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato senza vita il 18 novembre del 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Unica indagata per concorso in omicidio, l'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, oggi 51 anni, ha sempre sostenuto che Bergamini quella sera si gettò volontariamente sotto le ruote del camion guidato da Raffaele Pisano, ma la tesi del suicidio non ha mai convinto i familiari di Denis, che per anni hanno lottato affinché venisse fatta piena luce sulla morte del calciatore. Il fascicolo venne riaperto 6 anni fa dall'allora procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, fascicolo che dopo il trasferimento di Facciolla a Potenza è passato nelle mani del PM Luca Primicerio. Nel 2017, lo ricordiamo, il cadavere di Denis venne riesumato e gli esami autoptici hanno fatto emergere un'altra verità. Non si trattò di suicidio, bensì di omicidio. Bergamini sarebbe stato narcotizzato e poi soffocato, quindi sarebbe stato lasciato sulla strada affinché venisse investito dai mezzi in transito. Archiviate le posizioni del camionista Raffaele Pisano, autista di Rosarno, che era stato sospettato di concorso nel delitto, e del marito della Internò, Luciano Conte, poliziotto, che era stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento. Secondo la Procura di Castrovillari, Isabella Internò avrebbe agito con persone rimaste ignote. All'unica indagata è stato notificato l'avviso di garanzia. Adesso, entro 20 giorni, Isabella Internò potrà chiedere di essere interrogata oppure produrre memorie difensive. La giustizia, un'altra parola che fa rabbrividire se pensiamo al sistema della nostra nazione, perché
Stiamo assistendo poi in questi giorni addirittura con un libro di Alessandro Sallusti, le dichiarazioni di Palamara, che probabilmente ne ha tirate fuori soltanto un po' da quei cassetti e chissà quante altre ancora sta aspettando eventualmente di rendere noti a tutti quanti. Detto ciò, comunque noi siamo arrivati, giunti al termine di questo nostro appuntamento con il settimanale. Vi rinviamo l'appuntamento di una settimana, tra 7 giorni, stesso canale. Questo è il 10 del digitale terrestre, questa è TEN ovviamente, 24 ore al giorno di informazione tra i TG e gli approfondimenti, per cui non cambiate canale.